Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Sveva e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E allora, proprio a proposito di patrioti, il vice premier Matteo Salvini aveva affermato che l'era dei patrioti è solo all'inizio, uniti per un'Europa diversa, sovrana, libera e fondata sui valori della famiglia, dell'identità e del lavoro, contro l'immigrazione clandestina, contro l'ideologia woke e green, per un'Europa che sia proprio dei popoli, un'Europa che non sia invece dei burocrati. E allora oggi 7 giugno 2025, quindi rassegna stampa di Radio Libertà, sempre con numerosi argomenti di cui ci dobbiamo occupare e tra cui proprio questa manifestazione dalle mille contraddizioni che la sinistra terrà oggi a Roma per Gaza. Nella seconda parte della rassegna invece ci collegheremo con Matteo De Sio, come sapete conduttore per questa radio di Te la ridò io l'America, e ci collegheremo anche con il vaticanista Giuseppe Brienza, già nostro ospite per Radio Libertà. Brienza segue appunto le vicende della Chiesa e del Papa sulla testata online corazim.org, oltre che sulla rivista mensile Studi Cattolici. E di recente aveva anche pubblicato, e ce ne eravamo occupato proprio di questo, aveva pubblicato come curatore per la casa editrice Solfanelli il terzo volume della raccolta di saggi intitolato Serate di San Pietroburgo oggi, con sottotitolo Proposte, autori, idee, battaglie per le culture avverse. E c'era stata anche, se vi ricordate, la presentazione del filosofo francese della Nouvelle Droit Alain de Benoist. Con Brienza oggi parleremo del Giubileo dei governanti che si terrà appunto a Roma il prossimo 21 e 22 giugno, un appuntamento che è stato promosso dal Dicastero per l'Evangelizzazione, che è rivolto a tutti i governanti dei paesi che appunto intrattengono con la Santa Sede relazioni diplomatiche. Ma siccome le vostre opinioni restano per noi imprescindibili, quindi sono infatti un mosaico prezioso di idee, di punti di vista, terremo il consueto filo diretto con voi, quindi potete sempre intervenire o chiamando allo 029294 3 volte 2 finale, oppure scrivendo i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto le dirette della pagina Facebook della Lega o della radio, oppure potete mandare appunto anche i vostri messaggi vocali, WhatsApp, le zappe come le chiama Tonino Danna, al 340 6709 659. Vi ricordo anche tutte le altre nostre coordinate, quindi potete seguirci sempre dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche appunto dal canale della Radio DAB, dal nostro canale YouTube, e ovviamente poi, come dicevamo, dalle pagine Facebook della Lega e della radio, e mi raccomando anche dal nostro nuovo sito internet che è sempre aggiornato, oltre che dalle app, quindi sia per i sistemi operativi iOS che Android. E naturalmente vi rinnovo anche il solito invito consueto, visto che siete, immagino, stufi di sentire questo panorama mainstream che è dominato dal politicamente corretto, soggiogato al politicamente corretto, quindi sosteneteci, abbonatevi a Radio Libertà, potete aiutarci quindi in questo modo, e basta che appunto andiate sulle sezioni abbonati e dona ora, quindi dal nostro nuovo sito internet. Allora, a questo punto io direi, Sveva, di iniziare la rassegna stampa vera e propria, di iniziare a sfogliare le testate di oggi, e iniziamo proprio con Libero, con l'editoriale del direttore Secchi, ma anche con la riflessione proprio del nostro direttore Giovanni Sallusti, invece sui volenterosi. Vedete qui la prima pagina di oggi con questa foto dedicata purtroppo a questa faida che è avvenuta tra Trump e Musk, e poi leggeremo anche i commenti di tanti che dicono è nell'interesse proprio degli Stati Uniti che invece questo screzio si ricomponga. E invece il titolone di oggi sul referendum che appunto inizierà domani, e ovviamente già i critici diranno che magari stiamo violando il silenzio elettorale. No, assolutamente, perché stiamo rendendo conto di quelle che comunque sono i quesiti, e infatti poi anche dal giornale di oggi vedremo esattamente, no, ripercorreremo quelle che sono le parti che eventualmente si vogliono abrogare e che cosa cambierebbe appunto nel caso di vittoria, che però la stessa sinistra sa improbabile, anche perché si sono fissati, poi vedremo, questo limite di arrivare almeno a 12 milioni di voti per poter cantare vittoria. La verità sui quesiti del referendum: che presa per il quorum.
In Italia disoccupazione sotto la media dell'Eurozona e morti sul lavoro in calo in calo costante. La vittoria del sì non servirebbe a nulla. La cittadinanza rapida, contrari pure i migranti. Oggi manifestazione pro Gaza dei giallorossi che temono sparate antisemite dal palco, vedete, se ne occupano tra gli altri anche Cafarchio, Calessi, Storace, da pagina 2 e 7, ma vi citavo appunto questo editoriale sul filo rosso che lega piazze e urne. Mario Secchi: c'è un filo rosso che lega il referendum e le manifestazioni per Gaza. Sono l'arena di un regolamento di conti a sinistra. Partiamo dal voto di domenica e lunedì. I quesiti sul lavoro mirano a cancellare alcune parti del Jobs Act e sono un clamoroso calcio del PD contro la biografia del partito. Quelle norme furono varate tra il 2014 e il 2016 dal governo Renzi e all'epoca presentate dai Dem come un passo avanti in favore dell'occupazione. Infatti vi ricordate anche il commento del generale Vannacci che disse referendum delendum est, voglio ricordare questo suo detto, no? Perché giustamente fece notare alla fine è una resa dei conti interna alla sinistra questo referendum, perché la parte massimalista vuole cancellare quello che il PD, all'epoca riformista renziano, aveva tanto voluto. E quindi il PD di Elly Schlein si è autoribaltato a sinistra, la segretaria sta cercando di liquidare del tutto l'ala riformista del partito del PD, ha stretto un patto con la CGIL descamisata di Maurizio Landini e gioca la carta del referendum contro se stesso per rilanciarsi nella corsa verso le elezioni politiche. Prendono gli elettori per gonzi, ma a nessuno sfugge che con il governo Meloni l'Italia in questo momento ha il record storico di occupati. Quanto al reddito, abrogare il Jobs Act non alzerà gli stipendi, quelle norme non hanno alcuna relazione con le buste paga, ma frenerà la creazione di nuovi posti di lavoro. Anzi, chi ha aumentato le buste paga appunto è questo governo con la riduzione del cuneo fiscale. Quindi non solo bugie, ma anche un colpo all'occupazione. Sarebbe questa la sinistra vicina al mondo del lavoro? Quanto al referendum sulla cittadinanza, l'obiettivo di dimezzare i tempi da 10 a 5 anni è strumentale. L'Italia è già la nazione europea che concede più cittadinanze e quindi lo scopo è quello di far guadagnare alla sinistra il consenso degli immigrati. Si tratta di un allargamento della base dei votanti ex legis, un'alterazione improvvisa degli equilibri del gioco elettorale. E invece sulla piazza per Gaza e soprattutto sull'esistenza e legittima difesa dello Stato di Israele, qui Secchi ovviamente osserva che siamo alla rovina ideologica e alla bancarotta culturale. La sinistra si è spaccata, ieri a Milano Italia Viva e Azione hanno manifestato separatamente da piazzisti che oggi a Roma daranno fiato a quanti sostengono la tesi del genocidio dei palestinesi da parte di Israele. Editoriale questo che continua a pagina 14, ci andiamo, ovviamente cerchiamo di velocizzare, magari non leggiamo tutto, ecco qui vedete, no? C'è anche la riflessione del nostro direttore Giovanni Sallusti, dopo la leggiamo con calma, ecco qui il filo rosso che lega piazze e urne. Allora, accusare di quella infamante azione coloro che da 2000 anni, cioè l'infamante azione del genocidio, coloro che da 2000 anni subiscono la persecuzione, un popolo costretto alla diaspora, mutilato di milioni di vite da un piano di sterminio totale da parte del regime hitleriano, esatto, questa operazione è ripugnante. Qui il passo indietro della sinistra è sconvolgente, non solo si ignora la storia, la lezione della tragedia della seconda guerra mondiale, ma la si capovolge. Così il clan di Tagliagole e di Hamas, quelli che hanno decapitato gli ebrei con la zappa, stuprato le donne, sgozzato i bambini, preso gli ostaggi e messo in scena un teatro satanico durante il rilascio di alcuni di loro, è diventato una fonte alla quale si abbevera il sistema dei media. La strage del 7 ottobre diventa un episodio da dimenticare in nome di una intifada globale, il cui primo obiettivo è la cancellazione della verità sul terrorismo islamista e la normalizzazione dell'antisemitismo come argomento da esibire nel dibattito pubblico. E a proposito delle tante menzogne che sono state raccontate, no, in questi mesi sulla guerra e sul fatto che si prenda per oro colato quello che viene da Hamas, poi leggeremo anche la riflessione di oggi per il giornale proprio di Fiammetta Nirenstein. Ma allora avviamoci qui alla conclusione. La guerra è una prova che abbatte ogni soglia, perché qui giustamente si ricorda, ma vi ricordate che cosa successe per esempio alle Olimpiadi di Monaco del 72, che cosa è accaduto durante la seconda guerra mondiale, quali orrori purtroppo che hanno riguardato anche le popolazioni civili della Germania,
con l'equazione quasi, siccome tutti i tedeschi hanno sostenuto il regime hitleriano, o quasi tutti, allora l'equazione possiamo bombardare tutti, o comunque l'orrore delle stesse bombe atomiche. Qui infatti sai chi ricorda, la storia propone interrogativi profondi come insondabili abissi, Truman che sgancia la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, gli alleati che bombardano a tappeto la Germania senza lasciare scampo a nessuno, nel finale, no, nel 45 anche il bombardamento a Dresda incenerita. I nostri 80 anni di pace sono orrore e liberazione, sono le pagine di sconfinata crudezza e verità scritte proprio da Sebald nel libro Storia naturale della distruzione per Adelphi. Troppo scomodo, non citato dai saggi, un pugno che ricorda l'oltre 1 milione di tonnellate di bombe che piovvero su 131 città tedesche, provocando 600.000 morti fra i civili e 7 milioni di senza tetto. Il piede in due scarpe, ecco, oggi è questa l'uscita di sicurezza, Linda Settica delignavo, l'acuto pensatore senza macchie che non vuole prendere parte perché la maschera che indossa è quella che confonde il giusto con la terra di mezzo dove si smarrisce la giustizia e il senso della storia. E qui ovviamente il riferimento di Secchi è a questi piazzisti che oggi si ritroveranno. Poi vedremo che magari appunto tra alcuni relatori, e speriamo di avere la conferma, vengano isolati, non salgano sul palco quelli considerati diciamo più estremisti tra i pro-PAL. Allora la caccia all'ebreo è già sprofondata nell'oblio, un incidente di percorso del progresso che ribalta le parti della tragedia. Eh sì, perché si sono già dimenticati di quello che è accaduto il 7 ottobre. L'aggredito viene fatto passare per l'oppressore, il terrorista è l'eroe che ammazza il soldato, il regime delle stragi è la bandiera da sventolare contro quella della democrazia. Lo slogan Palestina libera è il marchio di fabbrica della liberazione definitiva da Israele. Le colombe anneriscono in corvi, bella questa immagine, proprio sulla degenerazione, no? Mentre la massa esulta per i razzi di Hamas, i missili dell'Iran e degli Houthi contro le città degli ebrei. Quando il 7 ottobre uomini, donne, vecchi e bambini cadevano, a Gaza ballavano di gioia. Tutto dimenticato, il copione è il bollettino quotidiano di Hamas, la predica dell'Ayatollah Ali Khamenei che accarezza la canna del fucile, la preghiera dello sterminio dei sionisti e degli americani, il grido di guerra contro l'Occidente e noi, esseri senza memoria che non sanno più chi sono. Insomma, in un finale allucinato, nel furore di una sceneggiatura macabra, la sinistra ha fissato la manifestazione per Gaza alla vigilia del voto sui referendum. È la ciliegina avvelenata sulla torta della propaganda e infatti ci renderemo conto probabilmente già da lunedì che questa propaganda è destinata a fallire o se non altro, come vedremo adesso anche dagli articoli della Verità, la sinistra cercherà, oggi scrive di questo Maurizio Belpietro, cercherà di far passare il raggiungimento di almeno 12 milioni di voti come il grande successo di questi referendum, rendendosi conto che magari non riuscendo a ottenere il quorum, evento difficilissimo questo tipo di referendum abrogativi, e allora in questo modo vorrà intestarsi la vittoria, vorrà rilanciarsi nella competizione con questo centrodestra. Ma allora ritorniamo un attimo sulla prima pagina di Libero, così terminiamo ecco questa parte e poi vi leggo, commentiamo assieme l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti. Vedete qui sulla lite Trump-Musk la riflessione di Daniele Capezzone che spiega la democrazia compagni, facendo notare che insomma è inevitabile che ci possano essere delle idee diverse, dei punti di vista, soprattutto perché si era detto che era anche abbastanza innaturale, no? Questo sodalizio tra una parte la destra più populista identitaria, quella della base del MAGA, del Make America Great Again, insomma del movimento di Trump, e questa dei cosiddetti techno bros, cioè la tecnodestra così iperfuturistica e che insomma per alcuni aspetti anche del pensiero di Trump, di Elon Musk, guarda anche al transumanesimo. Fino all'altra sera, qui scrive Daniele Capezzoni, si poteva sperare o ci si poteva illudere che l'uscita di scena di Elon Musk dalla struttura del DOGE, cioè il Dipartimento per l'Efficienza Governativa, mantenesse i contorni di un divorzio consensuale con Donald Trump, dissensi gravi ma tutto sommato controllati e reciproca volontà di far durare comunque il rapporto di amicizia e collaborazione strategica. E invece no, è spettacolarmente finita a pesci in faccia, almeno per il momento. I lettori di Libero già conoscono le critiche maschiane.
Questo segue a pagina 9, poi vedremo dal Corriere della Sera di oggi addirittura una lunga intervista a Steve Bannon, vi ricordate il capo della strategia della Casa Bianca nel precedente mandato, che insomma non le manda a dire a Musk e addirittura spera che alcune sue aziende vengano nazionalizzate, poi oltretutto rincara la dose anche sulla questione dell'assunzione delle droghe, insomma un'intervista veramente incandescente, pirotecnica. E poi il disastro invece di ieri dell'Italia, che Sinner invece salva questo onore dell'Italia, vedete figuraccia azzurra in Norvegia, nazionale battuta 3-0, lo stesso punteggio invece per Yannick Sinner, che appunto ha battuto un gigante come Djokovic, appunto riaffronterà in finale anche per questi Roland Garros lo stesso Alcaraz come agli internazionali di Roma. E poi appunto, ma questi volenterosi, ci stavamo chiedendo assieme al nostro direttore, cosa diavolo vogliono a proposito della guerra in Ucraina? Eh sì, perché volenterosi, che si è detto da un lato si fingono, si mostrano come quelli che vorrebbero arrivare a un negoziato, esercitando poi non si capisce che tipo di pressioni verso la Russia, e però poi da un altro si scopre che probabilmente sono forse dei sabotatori del piano di pace, dei negoziati comunque di Trump. E sui negoziati di Trump poi vedremo anche la vignetta di oggi del Corriere, ma non vi anticipo altro. Da Roma a Mestre, questo è l'altro scandalo, la festa islamica con le donne in un recinto. Poi parleremo anche della preghiera qui islamica che si è tenuta sempre appunto su questo tema della sottomissione e dell'arretramento della nostra civiltà, come ha precisato anche l'europarlamentare leghista Anna Maria Cisint. I teli grigi stretti alla cancellata e agli alberi formano un recinto, dentro non ci sono mucche né pecore né asini, ci sono donne velate che attendono l'inizio della preghiera, a terra i tappeti su cui inginocchiarsi, gentile concessione. Gli uomini sono più avanti di fronte all'imam e hanno la vista libera su ogni lato. Tu chiamale se vuoi differenze. Un film già visto purtroppo. È il marchio di fabbrica dell'Islam quando si tratta di celebrare una ricorrenza religiosa, l'Eid al-Adha, ovvero la festa del sacrificio. E poi la rivolta degli attori nell'incontro qui con Giuli, gli attori della cosiddetta sinistra del CHAC, della sinistra del CHAC, è stata definita la cinecinema, ma hanno rimasto solo sti 4 cornuti. La grande ambizione di Elio Germano potrebbe essere reinterpretare proprio il ruolo che fu di Vittorio Gassman nel rifacimento dell'audace colpo dei soliti ignoti. L'attore aveva chiamato i colleghi alla rivolta, appuntando l'indice contro il ministro della cultura Alessandro Giuli e accusando il governo di gestire il cinema con logica da clan. Sentite un po'. Aveva anche insinuato che la regolamentazione dei finanziamenti a pioggia al settore, parliamo di 7,2 miliardi, non fosse insomma adeguata. E poi il patto di amicizia tra Italia e Argentina, Meloni che appunto riceve Milei. Ma allora l'abbiamo prima anticipato, andiamo a pagina 14 su questi volenterosi, la riflessione del nostro direttore prima del break consueto delle 8:30, e allora qui ve lo zoomo, se no magari non si vede bene. Vedete cosa vogliono, no? La guerra e il flop franco-tedesco, con che strategia, con quali mezzi? Ecco l'inganno dei volenterosi. E poi leggeremo, commenteremo anche l'editoriale di oggi di Travaglio sul Fatto Quotidiano, che addirittura poi riepiloga tutte le dichiarazioni di quelli che lui chiama, di quello che lui chiama il Gotha, l'establishment italiano industriale, e Travaglio si chiede: ma adesso anche loro, questi esponenti del mondo industriale, sostengono che è una follia riarmarsi così tanto in Europa, contro poi quale pericolo? Se innanzitutto la stessa Unione Europea ha già speso tantissimo nel proprio bilancio degli anni, cioè comunque i bilanci dei vari stati, ha speso tantissimo per armamenti, qual è il senso contro una nazione che a fatica riesce a vincere questa guerra contro l'Ucraina? Quantomeno non la sta perdendo, quindi rendiamoci conto. Sembra un problema lessicale, è un garbuglio geopolitico. La parola di partenza è volenterosi. Nella finzione del racconto indica quel gruppo di nazioni leader europei che si candida a rappresentare un fronte di pressione diplomatico-militare sulla Russia di Putin, un fronte però autonomo, quindi indipendente da Trump. Insomma, nelle improbabili intenzioni degli esordi, addirittura in opposizione agli Stati Uniti di Trump. Nella realtà, quella che Machiavelli chiamava la verità effettuale della cosa, intrisa di potere, capacità di proiezione, deterrenze reciproche, le famose carte che si hanno in mano, semplifica un pokerista inveterato come The Donald. I volenterosi sono nel migliore dei casi in realtà
un auspicio frustrato. Anzitutto soffrono una profonda crisi di identità, cronica crisi di identità, non è chiaro proprio che cosa vogliano. Sì, certo, a parte un generico e ridondante impegno a sostenere l'Ucraina, ma parliamo di capi di Stato e di governo. Lo sapranno che la politica, specie la politica al confine con quella sua particolare e tragica variante che è la guerra, non può limitarsi alla retorica, implica rapporti di forza, strategie anche offensive, implica piani. Qual è appunto il piano di Monsieur Macron, Herr Merz, Mr. Starmer? E qui giustamente si fa notare, no, che spesso la guerra purtroppo rischia di essere anche la variante della politica, riprendendo un po' anche appunto la celebre affermazione di von Clausewitz sulla guerra che a volte può diventare, no, la prosecuzione della politica in altre forme, purtroppo. Trump un piano ce l'ha, si chiama pace attraverso la forza, cioè legare a sé l'Ucraina tramite un accordo commerciale sulle terre rare che ha anche una notevole garanzia implicita e costringere la Russia al tavolo negoziale evocando pressioni militari ed economiche. Sì, è un piano che al momento sta funzionando poco, principalmente per il tatticismo dilatorio di Mosca e effettivamente, no, questa strategia di procrastinazione, Mosca che prende tempo e nel frattempo cerca poi sul terreno, sul campo, di conseguire ulteriori vantaggi militari e ovviamente poi per questo fatto per cui il piano di Trump non starebbe funzionando sono piovute tante critiche, no, sul presidente statunitense, ma l'obiezione di fondo è rimasta quella, cioè adesso abbiamo però un presidente americano che si sta impegnando per i negoziati, che si sente al telefono con la controparte russa. Prima avevamo Biden che si limitava soltanto a insultare, no, ovviamente l'omologo russo e continuava poi a rilanciare sempre di più il piano di sostegno di armamenti per l'Ucraina. Quindi benissimo, i volenterosi invece che piano hanno? Hanno uno straccio di schema alternativo a quello trumpiano? Nella rappresentazione mediatica dapprima lo schema si è chiamato riarmo europeo, ma nella sostanza geopolitica è presto emerso come la formula di marketing fosse funzionale da un lato all'eterna velleità imperialistica francese. Macron arrivò ad offrire il proprio ombrello nucleare portatile in sostituzione di quello statunitense e dall'altro alla rianimazione dell'industria tedesca piegata in primis dal Green Deal. La Germania avrà l'esercito più forte d'Europa, tonato Merz, ed è difficile non segnalargli come l'ultima volta che accadde non andò benissimo e vi ricordate bene, insomma, tutto quello che accadde tra Terzo Reich e Seconda Guerra Mondiale. 8:30, allora piccolo break, noi torniamo fra pochissimo. Lo devo prendere. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Allora, rieccoci in onda, stavamo finendo di commentare l'editoriale appunto del nostro direttore oggi per Libero, vedete qui pagina 14 Libero, sulla guerra, il flop franco-tedesco, cosa vogliono questi benedetti volenterosi. C'è qualche interesse del popolo italiano, dei popoli europei diffusi oltre l'asse Parigi-Berlino in tutto ciò? Poi si è anche fatto notare da altre parti che probabilmente anche questo riavvicinamento di Macron con la Meloni dopo l'incontro è funzionale a un tipo di accordo magari strategico, perché si rende conto lo stesso Macron che in termini proprio comunque di stanziamenti, di dotazioni militari, insomma, la Germania supera la Francia. Allora la Francia, che sia questa potenza nucleare, vuole bilanciare, no, la controparte tedesca in questo asse Parigi-Berlino. Se poi qui giustamente, no, la domanda dicevamo del nostro direttore, c'è qualche interesse del popolo italiano, dei popoli europei diffusi oltre l'asse Parigi-Berlino in tutto ciò? Evidentemente no. Se poi intendiamo invece la volontà nel senso vagamente nicciano della volontà di potenza, peggio mi sento. Il bluff delle truppe schierate con gli stivali sul terreno ucraino è durato lo spazio di qualche dichiarazione, anche perché nessun europeo fuori dai confini francesi vuole prendere ordini
da Macron. E poi soprattutto si era detto: ma mandare delle forze di interposizione adesso in questa situazione, in questo contesto, potrebbe essere, no, molto pericoloso. E di questo ne ha parlato oggi anche, pensate, Giuliana Sgrena sul Fatto Quotidiano di oggi. Poi c'è questa sua intervista, volevo fare un confronto anche, no, con le sue posizioni, con le posizioni di chi ovviamente su certi temi, lo sapete, la pensa diversamente, no, rispetto a noi. E allora, soprattutto, no, in questo caso, lo vogliano o no, i volenterosi, qui riprende Giovanni Sallusti, hanno una cogenza militare, specie rispetto a una potenza nucleare come la Russia, sostenuta discretamente da una superpotenza globale come la Cina, solamente sotto una premessa che si chiama NATO. I volenterosi, esatto, hanno questa possibilità e di fatto però è, oltre che un'opportunità, è anche una sorta di dovere, no, storico. Sono comunque inseriti in questa alleanza che si chiama NATO. Quindi siamo da capo solamente al fianco dello zio Sam. È un rompicapo strategico che si risolve in un solo modo, accettando che i volenterosi, fuori, e qui tutto maiuscolo, dagli editoriali collettivi che vanno in fregola ogni volta che questi leader prendono un caffè insieme, quindi non esistono. Perché tantomeno come soggetto attivo in grado di incidere sulla storia, mentre questa storia appunto si compie. L'ultima prova sta nel viaggio di Merz a Washington. Cosa ha ottenuto Merz a Washington da Trump? A parte la battuta taglientissima sull'anniversario del D-Day, no, dello sbarco in Normandia, non fu un giorno piacevole per voi. Non ha ottenuto meno di nulla. Ottenne molto di più, ad esempio, la certificazione di una relazione speciale Giorgia Meloni. Eppure a lei si fecero le pulci, sezionando ogni virgola, è vero, no? Poi di lei, quando va a in questi incontri, si spacca, no, il capello, si cerca sempre l'errore. E invece per Merz cosa succede? Lui è circondato da una indimostrata aurea sapienziale. Sì, la narrazione dei volenterosi è un inganno alla radice. E insomma, tante di queste mistificazioni che però insomma vanno alla fine smontate, ma rimanendo su Libero, prima di passare agli altri giornali anche d'area, io volevo leggere con voi, visto che l'abbiamo citato, andiamo a pagina 9, la riflessione proprio di Daniele Capezzone su quella che è stata chiamata una faida, no, tra Elon Musk e Trump. La lite, qui vedete, siamo a pagina 9, fra Elon e Donald è un confronto fra idee, la democrazia USA è così, funziona in questo modo. Anche in America la sfida consiste nel far lavorare insieme conservatori e liberali, non c'è nessuna cupola autoritaria sulle istituzioni, in gioco due visioni opposte sull'intervento pubblico e la pesantezza dello Stato. E allora qui scrive Daniele Capezzone, no, ripercorre anche tutti i temi che sono stati poi all'origine di questo scontro e propone anche delle sue valutazioni. Qui vedete sono numerate, leggiamo almeno questa parte. È mistificante, punto primo, e offensivo dell'intelligenza di tutti ridurre tutta una contesa psicologica tra maschi alfa, tra egomaniaci scatenati tra soggetti dominanti. Non scherziamo. Musk sarà certo un visionario originale, ma è senza dubbio un imprenditore pragmatico. Eh sì, e qui smonta questa prima menzogna Daniele Capezzone, perché tanti, no, avevano sostenuto: ma figuriamoci, Trump e Musk sono due galli nello stesso pollaio, si beccheranno, alla fine tra questi due maschi alfa si arriverà alla rissa, al dissing finale. E quindi qui precisa Capezzone, Trump a sua volta sarà pure un tipo bizzarro, ma è per antonomasia l'uomo del deal, dell'accordo, della negoziazione. Quindi volendo i due potrebbero gestire razionalmente il dissenso, se lo volessero appunto. 2. Il conflitto, che era latente ed è diventato palese, è invece politico e culturale tra due visioni di governo, e questo invece va sottolineato perché appunto uno magari che viene da questa tecnodestra, se vogliamo iperliberista, anarco-libertaria, anarcocapitalista quasi alla Milei, e l'altro che insomma Trump, anche poi sentiremo le parole di Bannon, di Steve Bannon, l'ex appunto chief strategist alla Casa Bianca, probabilmente incarna più una visione di un certo populismo anche interventista in maniera statuale. E infatti da un lato appunto Musk che incarna una visione più liberale, stato leggero, tasse basse, spesa bassa, altri invece nell'amministrazione sono nettamente orientati nel senso di quella che qui noi chiameremmo la destra sociale, stato pesante, latitudine amplissima dell'intervento pubblico, vasti piani di spesa. Trump ha cercato di combinare questi due elementi, ma il compromesso venuto fuori è stato giudicato da Musk, a torto o a ragione, deludente e in ultima analisi tale da sacrificare eccessivamente le istanze liberali.
È pur vero, e questo riguarda ovunque la destra e il centrodestra nel mondo, qui siamo al punto 3, che la sfida politica è quella di far lavorare assieme i conservatori e i liberali. I primi possono a volte vincere elettoralmente senza i secondi, ma a prezzo di sacrificare la crescita e il dinamismo economico, favoriti invece dalle ricette dei secondi. I secondi, quindi con l'eccezione di Milei, tendono a perdere senza l'apporto numerico decisivo dei primi. E quindi questa diciamo l'elencazione di tutti i punti che riguardano queste tensioni che poi sono esplose così drammaticamente e teatralmente, vi leggo anche le ultimissime, la 6 e la 7, qui siccome dobbiamo sempre correre. Allora, l'era della likecrazia, botta e risposta multimediale, costante, in tempo reale, sotto gli occhi di tutti, esaspera i conflitti, esalta la dimensione dello scontro personale, rende difficili i compromessi e i passi indietro, perché nessuno vuole dare l'idea di aver perso un round. Esattamente così. Poi, a maggior ragione, su questo X ex Twitter, che è stato liberato dai filtri della cultura woke, liberato proprio da Elon Musk, e l'avevamo detto, no? Un intervento provvidenziale proprio per la libertà del pensiero. Punto 7, ultimo qui per Daniele Capezzoni, su appunto questa lite tra Trump e Musk, la crisi del vecchio partito repubblicano presenta purtroppo il conto. Sì, perché è un partito, no, che sapete, si è trasformato proprio geneticamente, una trasformazione quasi genetica, è diventato di fatto un partito quasi al 100% trampiano, trampista, MAGA. Tra parlamentari timorosi, un dibattito impoverito e più fazioso, anche nei think tank, nelle riviste, nei luoghi di elaborazione, sta diventando difficile realizzare ciò che quel grande partito aveva sempre saputo realizzare, no, nei momenti migliori, ottenerlo, cioè tenere insieme delle sensibilità e culture diverse. È il caso che tutti i protagonisti prestino molta attenzione. Perché rimettere in partita i democratici? E questa è la domanda che giustamente, no, si pone Daniele Capezzone al termine di questa sua riflessione. E c'è questo rischio, perché tanti hanno paventato che se Musk vuole fondare questo terzo partito, come lui, no, ha lasciato ipotizzare, oppure per ripicca, per ritorsione, se non si arriva adesso a un chiarimento, a una ricomposizione della lite, vuole finanziare adesso la campagna elettorale dei democratici per le elezioni di midterm, allora si rimettono in partita questi progressisti che insomma dopo il tracollo di Biden, della Harris, si erano dovuti scontrare con una realtà molto dura che non volevano ammettere. Allora qual è il senso di tutto ciò? E soprattutto c'è un'altra ragione, poi vedremo anche negli altri articoli, c'è quella della competizione tecnologica e strategica tra i due grandi paesi, le due superpotenze, Stati Uniti e Cina. Quindi tutto quel bagaglio di know-how, di tecnologia che viene dal mondo delle aziende di Musk non può essere sprecato, perché c'è anche quel rischio che magari per ripicca Trump, no, levi delle commesse strategiche, oppure che poi Musk non voglia più collaborare, e magari appunto sappiamo anche alcune, no, delle navicelle spaziali che sono messe a disposizione da lui, che servono anche per raggiungere, no, la stazione internazionale. E quindi tutto ciò chi potrebbe favorire se non appunto la Cina comunista, il partito comunista cinese. Ma allora corriamo, andiamo sulle altre testate d'aria e andiamo per esempio sul Giornale e poi il Tempo. Ecco qua, intanto Tempo, vedete, prima pagina di oggi: benvenuti in Italia, Stan, quello che stavamo dicendo prima, no? I Cristi velati, i recinti per le donne, preghiere islamiche di massa, va in scena la festa musulmana e l'Italia cede all'integralismo. Conte Schlein, scintille per la leadership prima della piazza per Gaza, appunto quella di oggi a Roma, mentre l'antisemitismo ritorna e i pro-Pal vogliono cacciare i Carrai. Perché le scintille per la leadership, no, nel campo largo Conte Schlein? Perché alla domanda rivolta a Conte, ma quindi la Schlein sarà, no, la candidata che guiderà questo fronte della coalizione del centro-sinistra, poi Conte ha risposto: è ancora prematuro dirlo, e quindi la frecciatina che va lì a proprio a pungere, no, la Elly Schlein. La riflessione di Tommaso Cerno qui nel suo spazio, il Chernobyl, i suoi editoriali: chi mette il burka alla democrazia. E giustamente qui si dice si va in scena un altro caravanserraglio, un altro circo, perché che cosa ci si può aspettare da una solita piazza ideologica che si limiterà a dire che Netanyahu è brutto e cattivo, che la reazione israeliana è stata esagerata, è stata sproporzionata, e però che soluzioni di buon senso
può proporre, se no poi oltretutto vedremo, si rischia che sul palco saliranno anche dei relatori, comunque ci saranno degli interventi di sicuramente la parte più faziosa, più estremista tra i pro-Pal. Ai miei tempi, e infatti ci si aspetta poi comunque una condanna netta di Hamas e del suo fanatismo. Ai miei tempi erano il DAS o il Pongo, una plastilina colorata che assumeva la forma che volevi te. Oggi si chiama Costituzione e a maneggiarla per illudere il paese è una sinistra che appunto le ha dato una forma strana. Perché, scrive appunto Tommaso Cerno, oggi i partiti di opposizione fingeranno di scendere in piazza per Gaza, ma chiunque abbia un po' di buonsenso sa che alla vigilia di un referendum sul lavoro, se a qualcuno interessasse qualcosa di ciò che pensano gli italiani, si parlerebbe proprio di lavoro. E invece quel referendum non esiste se non per i costi che peseranno sulle tasche di noi italiani, 140 milioni di euro. Sono le primarie del centro-sinistra che sta regolando ancora i conti con l'era Renzi. E infatti l'abbiamo detto, una resa dei conti, no, al proprio interno del centro-sinistra, della parte massimalista contro quella riformista renziana. E così a Gaza si continuerà come prima. Hamas userà i palestinesi come scudi umani, Netanyahu mostrerà il volto peggiore della bella democratica Israele, mentre Conte e Schlein passeranno la domenica a dire ai propri fedelissimi che hanno vinto loro. Dall'altra parte invece l'integrazione ha mostrato il suo vero volto alla festa del sacrificio, il sacrificio che facciamo noi liberali a sentirci ancora dire che esiste, sentirci ancora dire che esiste un Islam moderato che vuole la democrazia, e invece è un Islam che appunto poi si chiude in se stesso, rifiuta l'integrazione ovviamente con i paesi ospitanti e quindi mostra un lato sicuramente preoccupante. Invece il Tempo di oggi poi riprende anche quest'altra faida, in questo caso familiare, tra Simone Leoni, che appunto si era schierato, aveva tenuto quella requisitoria, si era schierato contro il generale Vannacci, nemmeno nominandolo, e aveva tenuto quella requisitoria. Poi vi ricordate, era intervenuta invece la lettera aperta mandata dal padre, che aveva detto non sei nemmeno nella possibilità, non saresti nemmeno degno di pulire gli anfibi di un generale come lui, di Vannacci, un servitore dello Stato, un militare appunto come lui. E adesso la controreplica, quindi perciò è il caso che scoppia, la controreplica di Simone Leoni, insomma, volano stracci qui nella casa Leoni. E su questo poi scrive anche oggi Gramellini nel suo caffè del Corriere, dopo lo prendiamo. Vedete, perché la risposta sostiene appunto Leoni Junior, i giovani del PPE mi dicono che non sono solo ma siamo con te. E invece Salvini e Vannacci che ribadiscono appunto la vicinanza al padre, no? A Leoni senior. Simone Leoni, neosegretario dei Giovani di Forza Italia, risponde alle critiche di papà Silvio nella lettera inviata al Tempo e ottiene la solidarietà dei giovani del PPE. Non così Salvini e Vannacci che si schierano invece con il padre. La risposta di Simone: sono cresciuto senza un papà ma con i valori della famiglia e vado avanti senza rancore. Addirittura l'accusano pesantissima contro il padre. E poi riguardo il terzo mandato continuano a tenere banco questo dibattito, Salvini che spinge, Tajani che frena, e dopo addirittura la parolaccia che vi ricordate De Luca aveva rifilato alla Meloni, e poi giustamente la Meloni aveva reso pan per focaccia, che al primo incontro pubblico con lui, con De Luca, si era presentata come quella stro con cui, no, con quello stesso termine con cui De Luca l'aveva apostrafata. De Luca, vabbè, che lo sappiamo, si permette sempre, no, di offendere, di insultare, a lui tutto è concesso, però da questo punto di vista De Luca si vuole riavvicinare, no, all'esecutivo, alla Meloni dopo tanti insulti, perché ovviamente anche lui, no, è interessato a questo superamento del limite del terzo mandato. De Luca che appunto applaude Meloni. Dopo l'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato, il tavolo nazionale del centrodestra sulle candidature per le regionali, che sembrava pronto, non sembra sul punto di partire. Ora tutti guardano a Meloni e Tajani per capire le loro mosse. E poi invece la riflessione del Tempo di Feltri di oggi: altro che liberazione, l'intelligenza artificiale ci complica la vita. E oggi Vittorio Feltri racconta tutte le tribolazioni che ha dovuto subire una signora che
poverina incautamente per stare a sentire quello che le era stato detto, no? Apri una casella di posta elettronica certificata, una PEC, insomma, veramente apriti cielo, non l'avesse mai compiuto, si è ritrovata notificata 10.000 multe, sanzioni amministrative, cartelle esattoriali, veramente non l'avesse mai fatto. Insomma, una vita che diventa sempre più complicata con questa iperdigitalizzazione. Ma allora corriamo anche qui all'interno del tempo, perché vedo che sono già le 8:47. Allora, intanto la riflessione qui sull'Italiastan. Vedete, preghiere islamiche di massa, statue di Gesù oscurate e donne isolate dietro i recinti. Da Monfalcone a Prato ora i musulmani pregano davanti e dentro le chiese e coprono le statue sgradite, come è successo con la statua appunto di Gesù. E nelle piazze di Roma appaiono le barriere affinché gli uomini non vengano disturbati da madri e bambini. E il riferimento, no, è proprio a quello che è successo con la festa del sacrificio. Qui la spiegazione: milioni di musulmani in tutto il mondo che hanno celebrato ieri questa ricorrenza dell'Eid al-Adha, una delle più importanti feste appunto del mondo islamico, dura 3 giorni, appunto dal 6 giugno al 9 giugno per il 2025, ed è conosciuta come la festa del sacrificio. È il giorno in cui si commemora l'aneddoto del Corano in cui il profeta Abramo accetta di sacrificare il proprio figlio Ismaele in un atto di riverenza nei confronti di Dio. L'atto di fede e l'obbedienza di Abramo furono sufficienti a risparmiare la vita di Ismaele, il cui corpo fu sostituito un attimo prima del sacrificio con un montone sgozzato dallo stesso Abramo, un gesto ripetuto nelle commemorazioni di oggi, caratterizzate appunto dal sacrificio di un animale: capra, pecora, vacca o montone. E qui vedete la foto dello scandalo, le donne qui a Roma che sono nel recinto, e non è la prima volta che succede, insomma veramente trattate quasi alla stregua, non lo so, di bestiame, ecco. La riflessione sul punto di Roberto Arditti: l'Occidente che tende la mano al suo carnefice, Monfalcone, Italia, forse, i fatti sono chiari, la comunità islamica, 4.000 persone circa, chiede e ottiene uno spazio per celebrare il rito della festa del sacrificio, un diritto garantito dalla Costituzione. I campi sportivi vicini al santuario della Marcellina vengono messi a disposizione dalla parrocchia, sentite bene, no, dalla parrocchia, in uno spirito di apertura. Durante la preghiera però qualcuno decide di coprire la statua di Gesù visibile nell'area. Non un gesto casuale, ma una scelta deliberata. Nessun precetto islamico richiede di oscurare i simboli di altre religioni per pregare. Il telo nero ben sistemato è lì da vedere, ostentato, brutale, provocatorio. Ma poi verrebbe da chiedersi: ma Gesù stesso, se non è comunque riconosciuto appunto come il Messia, come il figlio di Dio dall'Islam, ma l'Islam stesso però lo riconosce come uno dei profeti, no? Quindi anzi, magari sicuramente per loro non il profeta più grande come Maometto, quindi perché questo senso di voler oscurare, cancellare anche i riferimenti, no, in questo caso cristologici? Allora qui bisogna dire almeno 3 cose molto chiare e molto semplici, scrive Arditti. La prima: quella copertura ignominiosa della statua di Gesù non è un gesto isolato, bensì è espressione precisa di una volontà diffusa che non abbraccia forse tra parentesi, tutti gli islamici di Monfalcone, ma certamente ne rappresenta la netta maggioranza. La seconda: i leader della comunità, siano essi autorevoli per ragioni religiose, economiche o politiche, sono doppiamente colpevoli perché nulla hanno fatto per rimediare al gesto osceno di cui stiamo parlando. Anzi, per dirla tutta, ne sono i veri responsabili, non fosse altro per il fatto che si sono ben guardati dal togliere quel telo e molto probabilmente hanno ordinato per tempo a qualcuno di metterlo. Non posso provarlo, ma sono certo che è andata così. La terza: i predicatori della tolleranza e dell'integrazione sono la vera banda armata dalla loro stupida ottusità, dell'integralismo islamico, perché non cogliendo i fondamentali di queste vicende continuano a parlare a vanvera di una pacificazione che vogliono ottenere facendo esattamente il contrario di ciò che serve. Mi spiego: rispetto vuol dire sapere dove vivi, a casa di chi ti trovi, quali sono le regole del gioco. Se sei cristiano e vai a Riyadh, gestirai la tua fede religiosa sapendo che ti trovi in un luogo che impone regole diverse. Adeguandoti mostri quel rispetto dovuto e giusto per la casa che ti sta ospitando. Se invece sei musulmano e ti trovi in Italia, ma scegli quotidianamente, pervicacemente, provocatoriamente comportamenti non rispettosi o peggio offensivi verso luoghi e persone, ecco che allora
allora emerge la tua vera intenzione, che è quella di conquistare con la forza e la sopraffazione il centro della scena, il potere, il controllo della situazione. Ed esattamente quanto frange non, qui vedete scritto in maiuscolo non, la negazione non minoritaria di molte comunità islamiche desiderano, vogliono, cioè prendersi una storica e violenta rivincita contro un Occidente che nel frattempo tende la mano al suo carnefice con un gesto di pace che è innanzitutto inutile, in secondo luogo ridicolo, ma sarebbe meglio dire tragico. Le dinamiche tra popoli e religioni si gestiscono con estremo rigore senza fare sconti. Gli ayatollah, tanto diffusi a sinistra del volemo sebbene, sono nei fatti i migliori amici di Bin Laden e dei suoi nipotini. Eh sì, un senso di rivalsa, di rivincita di questo Islam così estremista, così fanatico, ed effettivamente con un Occidente che poi è anche la concausa di questo cedimento, di questo arretramento, perché poi è un Occidente che, l'abbiamo sempre ripetuto, oscilla fra nichilismo e poi questa completa, no, apertura esterofila, che in realtà tutta questa esterofilia nasconde una vera e propria oicofobia, un odio di sé, della propria casa, delle proprie radici. Coprire Gesù, un gesto orrendo che condanno, ma sentite, sì al dialogo. Qui parla il parroco che ha autorizzato il raduno islamico al santuario, Don Flavio Zanetti, l'intervista. E quindi la domanda: non pensa che prima di dare troppo spazio ad altre religioni ad altre religioni dovremmo riservare invece la massima attenzione nei confronti dei cristiani? Qui c'è evidentemente un rifuso. A me non preoccupa il dialogo con i musulmani perché non toglie spazio ai nostri fedeli. Sentite la risposta. Mi preoccupa che tanti battezzati siano lontani dal Vangelo. Non ho chiamato io queste persone a venire qui. Faccio il possibile perché sempre più persone scoprano la bellezza del vivere da cristiani. E insomma, mettendo a disposizione questi locali per le preghiere islamiche, ci viene da chiedere: sono cittadini, hanno comprato case, semmai dobbiamo interrogarci su perché siano così presenti. Sono stato missionario per 17 anni fuori dall'Italia. Ho annunciato il Vangelo dove non c'erano cristiani. Il Vangelo deve guidarci. Se qualcuno ha coperto l'immagine di Gesù, ha compiuto qualcosa di esecrabile, pessima. Ricordiamoci che la differenza la fanno sempre le persone. Se una comunità ha delle mele marce, toccherà a loro fare pulizia. E qui l'intervento di Fabrizio Santori, vi ricordate, già nostro ospite di Radio Libertà, appunto capogruppo della Lega al Campidoglio, l'Assemblea Capitolina di Roma. Immagini sconcertanti che sembrano uscite dal Medioevo e che invece accadono oggi a Roma, nel cuore della nostra capitale. Questo appunto del recinto. E poi il caso di Vico Faro, oggi tanti giornali se ne occupano, però lo iniziamo a leggere qui dal Tempo. Vedete, ordinato lo sgombero in parrocchia, via i migranti di Don Biancalani. Il comune di Pistoia ha gravi condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, numerose le lamentele dei residenti. Insomma, per anni, no, ci aveva ripetuto Don Biancalani che la situazione fosse sotto controllo, che non c'era nulla da preoccuparsi, poi continuavano a susseguirsi reati, tutti altri episodi di degrado, proprio in questa struttura che lui aveva adibito, no, a una sorta di mega rifugio, di mega campo profughi, e adesso, dopo che il PD locale lo aveva difeso strenuamente, è arrivato appunto l'intervento del sindaco del comune di Pistoia, guidato dal sindaco di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi. Fin da inizio anno, infatti, sono giunte numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nella zona antistante la parrocchia di Don Biancalani, in cui facevano presente la situazione di sovraffollamento della struttura. Ma nonostante il Ministero dell'Interno abbia subito attivato diversi posti, di accoglienza con possibilità di ampliamento, solo 29 hanno acconsentito al trasferimento e 11 di loro poi hanno abbandonato la struttura per tornare a Vico Faro. La struttura di Don Biancalani, definito il parroco dei migranti, è stata più volte oggetto dei controlli da parte delle forze dell'ordine, e a riferire le condizioni della struttura infatti una relazione della Polizia Municipale di Pistoia, che ha rilevato locali con scarsa reazione, presenza di considerevoli macchie di muffa nera su tutte le pareti, scarsa attenzione alla pulizia, cavi elettrici, volanti, e locali del bagno e delle docce oggettivamente carenti per pulizia e igiene. Ma anche i vigili del fuoco hanno rilevato la non utilizzabilità dei locali a fini abitativi fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza, date le condizioni precarie riscontrate durante le ispezioni. E se vi ricordate, poi Papa Francesco aveva anche staccato un assegno per lui, per Don Biancalani, proprio per sostenerlo, finanziarlo. Ma allora chiudiamo questa parte del Tempo andando a riprendere
appunto il tema della faida interna alla famiglia Leoni e poi anche il tempo di Feltri a pagina 9 sull'intelligenza artificiale o comunque su questa iperdigitalizzazione delle nostre vite. Allora, io cresciuto senza papà, ma coi valori della famiglia, quindi l'attacco durissimo contro il padre da parte di Simone Leoni, e verrebbe quasi da dire volano stracci, no, in casa. Simone Leoni che replica le dure critiche contenute nella lettera del genitore pubblicata dal Tempo. Lo perdono per avermi attaccato senza conoscermi, al centro della mia vita il rispetto per la persona. E di questo se ne occupa Edoardo Sirignano. Insomma, un fulmine al ciel sereno per Forza Italia, la lettera di Silvio Leoni, il padre di Simone, il neo coordinatore dei Giovani Azzurri, finito al centro delle polemiche per un intervento in cui criticava il vice segretario ed eurodeputato della Lega Roberto Vannacci. Il genitore, in una missiva inviata al Tempo, giornale in cui ha collaborato, dice al figlio dirigente di vergognarsi per le parole utilizzate nei confronti del generale. Parole durissime che invadono le bacheche dei social e non risultano indifferenti a chi commenta le notizie del giorno. Una questione personale che di politico insomma possiede poco o nulla, dunque, che finisce con alzare molto più di un semplice polverone. Per tutta la mattina, quindi, bocche cucite tra i big del partito che, pur esprimendo massima solidarietà al ragazzo in modo responsabile, preferiscono non alimentare ulteriori polemiche. E massima solidarietà da parte dei vertici del partito di Forza Italia nei confronti di Simone Leoni, ma qualcuno ha fatto notare non è che questo ragazzino nella sua requisitoria, nella sua invettiva devastante sia stato manovrato, pilotato, gli sia stato dato proprio l'ordine di tenere quell'attacco, no, nei confronti di Vannacci. Qualcuno tra gli adulti, tra i seniores lo abbia instradato in ciò. La strategia è quella di non caricare l'attivista di una pressione difficile da sopportare per chi non è abituato a stare al centro del dibattito pubblico, a maggior ragione se si discutono questioni che possono presentare delle ricadute sui rapporti personali e familiari dello stesso. L'unica replica pertanto è un post del diretto interessato. Non si tratta di una replica o di un'invettiva e, pur avendo sofferto molto, chiarisce ancora oggi, non provo rancore per Silvio Leone, con il quale non ho condiviso nulla dei miei 24 anni di vita, e lo perdono per avermi attaccato senza conoscere davvero me e i miei valori. Sono cresciuto senza di lui, ma con l'amore di una famiglia che mi ha voluto bene e che mi ha insegnato i valori cristiani del rispetto, della dignità e della centralità della persona. Vado avanti a testa alta con la forza delle mie idee, sempre da uomo libero. Parole quindi che emozionano il popolo moderato. E popolo moderato che però insomma era, almeno questi giovani Forza Italia che erano lì ad applaudire, che però appunto hanno mostrato entusiasmo in parole di così feroce critica rivolta verso appunto un alleato che poi quando è che avrebbe detto queste frasi razziste o omofobe, forse perché aveva semplicemente detto che se uno insomma viene dall'Africa, è nato in Africa da genitori africani, probabilmente non è etnicamente un eschimese o un indiano o che ne so, un andino, insomma veramente a volte bisogna dire, no, le banalità proprio perché il politicamente corretto vuole stravolgere, modificare la realtà. Allora, piccolo break perché sono già le 9 e torniamo fra pochissimo per chiudere la parte di rassegna stampa. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità.
Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. E allora rieccoci qui in onda per chiudere questa parte di rassegna stampa qui su Radio Libertà, e stavamo commentando quindi questa lite familiare, no, tra Simone Leoni e invece suo padre, e poi lui, Simone Leoni, che ha rincarato la dose dicendo: ma i giovani del PPE sono con me, non sei solo, siamo con te. Invece Salvini, Vannacci, noi col padre. Anche Renzi in difesa del giovane dirigente azzurro, e Marattin lo invita al primo congresso del suo partito. Insomma, avrebbe quasi da dire che si è fatto notare Matteo Salvini, che ha dichiarato: sottoscrivo parola per parola quello che ha detto il papà che invita il figliolo alla buona educazione e al rispetto del prossimo, non mi sostituisco al papà. Tajani: i ragazzi sono sempre così, i grandi a volte dicono cose ben più gravi di quello che dicono i giovani, se incominciate a tappare la bocca ai ragazzi. E Matteo Renzi, orgoglioso di Vittoria e di tutti i giovani d'Italia Viva, e un abbraccio al giovane Simone e a tutto il movimento giovanile di Forza Italia. E invece, per il tempo di Feltri che vi citavo, altro che Liberazione, vi spiego perché l'intelligenza artificiale rischia di renderci la vita più difficile, l'incredibile storia di una signora travolta dal ginepraio informatico tra speed, PEC, multe e pagamenti digitali. Tutto inizia poi con questa domanda: hai controllato la PEC? Io non la guardavo mai e mi sono ritrovata un bel po' di sorprese da pagare. La donna che soffre di ansia e si sente in perenne debito col mondo comincia a sudare panico e tormento da ogni poro. Ritrova la PEC, ma le viene richiesta la password per accedere. Dimenticata pure quella, sai com'è nella vita, ne ricrea una nuova con una certa difficoltà e finalmente entra nel mondo della posta certificata. Le sfilano davanti agli occhi decine di mail, di cui almeno 20 multe, una ingiunzione di pagamento per una tassa dell'ordine professionale non pagata e un verbale della regione Lombardia per un bollo auto del 2021, anche quello non saldato. Sudore freddo, tremore alle mani. E quindi insomma il paradigma è cambiato. Chi passa le giornate a contare il proprio tempo non sarà più demonizzato. E poi anche un pensiero per Roma, no? Perché si spera che anche quello che può essere considerato il tempio della nostra burocrazia si liberi da certi bizantinismi, però appunto il pensiero di Feltri in questo caso è quello per cui alla fine, se la burocrazia si trasferisce così sul piano digitale e diventa così pervasiva, anche lì insomma è difficile uscirne, è difficile poter condurre delle esistenze tranquille, no? O comunque più agevoli, semplificate. Chiudiamo questa parte, così andiamo sul Giornale e sulla Verità. Allora, vedete, per il Giornale di oggi, prima pagina, ovviamente anche sulla disfatta azzurra, questo 3-0, questo tracollo contro la Norvegia, e invece la vittoria di Sinner, stavamo dicendo, nazionale shock, azzurri diversi, Sinner da sogno. Sul corteo di oggi anche l'editoriale del giornale, poi scusatemi, anche la prima pagina del Giornale di oggi, che ovviamente ripropone questa riflessione: una piazza piena di bugie e di menzogne, dagli scudi umani agli ostaggi, la sinistra che manifesta contro Israele, che accredita la propaganda di Hamas e fa il suo gioco. Quello che appunto vi dicevo, la riflessione di Fiamma Nierstein, che prosegue a pagina 3. L'editoriale di oggi invece di Francesco Maria Del Vigo sulla buona eredità di un divorzio, e cioè quello che è avvenuto
tra Musk e Trump, perché lui qui scrive che comunque questo divorzio, questa lite ha fatto vedere anche che c'è un altro tipo di partito repubblicano, un altro tipo magari di movimento, quello della cosiddetta tecnodestra. Tecnodestra, qui lui scrive, con ogni probabilità era solo un'etichetta buona per semplificare ciò che è complesso e è ancora a indagare, qualcosa sicuramente di inedito e di nuovo. Ciò non di meno, quel qualcosa di innegabilmente nuovo che si è mosso nella pancia della galassia destra non va né dimenticato né abortito, perché appunto è l'unica novità politica per gli ultimi decenni. Inclusivi esclusivi il giù la maschera di Luigi Mascheroni contro questi soloni progressisti che parteciperanno adesso alle battaglie, no, della piazza per Gaza e che parteciperanno poi al comitato del referendum, che però magari appunto si riuniranno qui. Lui ipotizza, Luigi Mascheroni, al Soho House di Roma, fiore all'occhiello della celebre catena di hotel di lusso, un elitario club privato ideale. Leggiamo sulla brochure: per accogliere persone del mondo dell'arte, del cinema, della moda e dei media. E quindi qui inevitabilmente irride questa sinistra al caviale. Ma allora per il giornale di oggi però andiamo a pagina 2 per l'analisi di Francesco Giubilei appunto su questi manifestanti, questi piazzisti pro PAL, e poi anche a pagina 4 per una sintesi velocissima proprio sui quesiti del referendum. Allora, vedete, qui è già intifada a sinistra sulla mobilitazione pro PAL. Oggi a Roma il corteo anti-Israele, ma tensioni tra gli organizzatori sugli interventi dal palco, i Dem divisi, e poi l'intervista a Roger Abravanel, che è un ebreo italiano con un curriculum d'eccezione e una profonda conoscenza della geopolitica, nato in Libia nel 1946 da famiglia ebraica, fu costretto a fuggire a causa dei pogrom e si rifugiò nel nostro paese quando aveva 16 anni, premiato 2 volte come miglior ingegnere d'Italia e da sempre un'eccellenza nazionale, oggi Director Emeritus di McKinsey, il colosso appunto della consulenza strategica. E allora lui qui afferma: Hamas non è Che Guevara, è come l'ISIS, pulizia etnica, sì, ma ai danni degli ebrei. Gli arabi nel 48 erano 1 milione e oggi invece sono 7. Per noi invece esattamente il contrario. E qui la domanda, ma di Gaia Cesare, eppure è sempre più diffusa l'idea che Israele stia commettendo un genocidio e non comunque una pulizia etnica a Gaza. Genocidio è il tentativo di distruggere ed eliminare un popolo, ma i dati parlano. Nel 48, quando è nato Israele, in quell'area c'era 1,1 milione di arabi, oggi sono 7 milioni. 1,7 milioni in Israele, 3,2 milioni in Cisgiordania e 2 milioni e 2 a Gaza. Per contro gli ebrei, che allora erano anche loro 1 milione nei paesi arabi come Egitto, Libia, Iraq, Siria, sa quanti sono adesso? Ne sono rimasti in tutto poco più di 3.000-4.000 oggi. Dove è avvenuta la pulizia etnica? E poi Fiamma Niresten, che appunto ritornando su questo tema delle tante menzogne che animeranno la piazza pro PAL, ecco, tutte le bugie che intossicano la piazza amica dell'Islam radicale si danno per vere falsità su appunto le forze di difesa israeliane, invece si tace sugli scudi umani e gli stagi, gli scudi umani che appunto utilizzano i terroristi di Hamas. Ma allora, prima di iniziare il nostro collegamento telefonico, ultimissimi secondi, poi riprenderemo anche una parte sulla verità, ma volevo con voi soltanto guidarvi sulla prima pagina del Corriere. C'è una telefonata però, Sveva. Ah, ok, allora la facciamo sentire, anzi ci scusiamo per l'attesa, prego. Pronto? Pronto, sì. Buongiorno Cinia, sono Mario da Rieti. Ciao Mario, ben risentito. La ringrazio infinitamente per l'opportunità che mi dà. E di che? Senta Cinia, io vorrei un po' far aprire gli occhi alla gente, a questa radio, a lei e tutte, non che voi non ce l'abbiate aperti, siete molto bravi, però quello che io voglio dire è che a volte sono irriso un po' a volte da Danna, dal buon Antonino Danna, per questo allarme che io sto lasciando da parecchio tempo, che è il problema Mediaset. C'è un problema Mediaset Forza Italia sull'informazione, va bene, questo Simone Leoni non so nemmeno, ma è la punta dell'iceberg di quello, della metamorfosi che sta subendo in questo momento Mediaset. Cimia, io posso capire il riequilibrio, va bene, delle opinioni perché è una TV commerciale, ma in questo momento se uno guarda Mediaset c'è uno squilibrio dall'altra parte, cioè il centrodestra sta combattendo una battaglia mediatica
praticamente come un pugile che sale sul ring con una mano legata dietro la schiena. Sono 2 settimane che da Del Debbio, oltre che la preponderanza del centro-sinistra, l'altro giorno apro Matteo Renzi come primo, a chi si fa la marchetta sul libro a Pierluigi Bersani, ma Pierluigi, ma Paolo, l'altra settimana ancora marchetta sul libro L'ultimo di Walter Veltroni, ma Walter, ma Paolo, e giù risate e cose. C'è una preponderanza, a parte queste vecchie cariatidi tipo comuniste, tipo Sansonetti, Capranica, quell'altra toscana, non mi ricordo, ma c'è una preponderanza sfalsata che dà il segno di quello che avverrà dopo. Io lo sto profetizzando da un po', scimmia, e concludo. Questa legislatura terminerà regolarmente, perché nessuno rinuncerà. Ma la prossima legislatura, io glielo metto per iscritto qui, glielo firmo col sangue, scimmia, vorrei che la gente aprisse gli occhi. Se ci sarà un equilibrio, diciamo, nei numeri, perché con questa legge elettorale può anche succedere, Forza Italia offrirà i suoi voti per fare il governo al PD. Guardate che le trasmissioni del Mediaset stanno subendo, Leoni è solo la punta dell'iceberg. Quello che si pensa che oggi è impossibile sarà possibile domani in politica. Guardate come si sta riducendo Mediaset e Rete 4 e Paolo Del Debbio, da quando gli hanno fatto le minacce si è letteralmente, scusi, mi perdoni il termine, il preciso, si è letteralmente cagato sotto e tutti i giorni fa le marchette ai libri di quelli di sinistra, risate, abbracci e baci, manca solo che si bacino in bocca. Guardate le TV di Mediaset dove stanno precipitando. Grazie. Grazie. Allora, guarda, veramente risposta flash, perché poi abbiamo pochissimo tempo. Allora, vabbè, non è vero, dai, che Tonino Danna ti abbia riso. E riguardo invece Mediaset, sul punto, nel merito, abbiamo già detto anche le altre puntate che effettivamente abbiamo notato una sorta di differenza tra quello che magari a volte scrive Paolo Del Debbio sulla Verità, che magari può sembrare qualcosa, sì, di più sovranista, e invece quello che è invece l'orientamento editoriale adesso anche dei suoi programmi, in generale di Mediaset. Quello che abbiamo notato spesso è che magari commentando anche le ultime decisioni di Trump, lo stesso Paolo Del Debbio si mostra davanti alle telecamere, e voi direte, beh, certo, c'è una differenza, un conto è scrivere sulla Verità che magari viene letta, no, da centinaia di migliaia di persone, un conto invece parlare a una platea come quella Mediaset, che comunque è già seguita da un paio di milioni di persone, e lì lo vediamo a volte più anti-trampiano, e perché se non altro, no, mostra sempre tutte queste perplessità verso decisioni che vengono assunte, cambiate, modificate, insomma quasi come la tela di Penelope, ma l'abbiamo sempre detto, quella è una cifra proprio caratteristica di Trump, questa sua imprevedibilità, il suo muoversi da pokerista anche per spiazzare gli interlocutori. Ma allora, siccome abbiamo esaurito questo tempo, e Sveva, mi scuso con te, vi dicevo solo, andate sul Corriere della Sera di oggi, proprio per il caffè di Gramellini che vi citavo, Un giorno da Leoni, in cui lui, Gramellini, prende le parti però di Leoni Junior, e poi invece all'interno, a pagina 4, l'intervista che invece viene tenuta a Steve Bannon, e sono proprio parole molto pesanti. Anzi, scusatemi, pagina 3, eccolo qua, lo stratega Bannon: Elon è un pericolo, ora indagare su di lui, e addirittura l'ipotesi di nazionalizzazione di SpaceX, scusatemi, allo Stato, e poi i MAGA sono più forti dei miliardari tech. Ma allora sono le 9:15 e credo che ci abbia già raggiunto in collegamento il nostro ospite, e cioè il giornalista Giuseppe Brienza. Giuseppe, ci senti? Sì, vi sento bene. Ciao Pier Vittorio, ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie Giuseppe, grazie per essere qui con noi. Scusaci anche, no, per questa attesa, come hai visto poi ci siamo attardati per finire di rispondere, no, all'intervento del nostro ascoltatore. Abbiamo forse perso anche un'altra chiamata, abbiamo anche altri messaggi da leggere, insomma anche altri articoli che prima avevo anticipato, ma è così quando diciamo che il tempo è veramente tiranno. Ma
Giuseppe, noi abbiamo detto che oggi con te dobbiamo parlare proprio di questo giubileo dei governanti che si terrà appunto il 21 e 22 giugno. Noi abbiamo ricordato che tu appunto come vaticanista ti occupi proprio di vicende di chiesa, scrivi appunto anche per il sito corazim.org e allora vogliamo sentire proprio da te esattamente in cosa consiste questo giubileo dei governanti, qual è l'idea di fondo, no? E te lo voglio chiedere perché sai, no, la politica viene vista sempre come un affare sporco per cui ci si compromette e ci si dimentica invece che è proprio un modo per servire la comunità e come diceva, ripeteva proprio Paolo VI, no, all'ONU, forse può essere la forma più alta di carità quando viene vissuta, testimoniata con questo spirito proprio di servizio per le proprie comunità. Sì, Pier Vittorio, il fine principale insomma del Giubileo dei governanti che avremo qui a Roma, a San Pietro il sabato 21, giugno e domenica 22 è proprio quello di riaffermare pubblicamente il valore dell'impegno politico, sia come, impegno diciamo di, solidarietà civile, ma anche come vocazione cristiana. E dobbiamo dire che in questo senso ne parla quasi solo la Chiesa, un po', no, della politica come servizio al bene comune, ma anche come vocazione cristiana. Certo, parliamoci chiaro, Pier Vittorio, come momento di preghiera, di partecipazione comunitaria, noi cristiani, anche le persone impegnate in politica con valori che magari anche, vanno oltre, no, insomma, l'appartenenza religiosa, noi siamo veramente entusiasti. Come un momento di riflessione, come interlocutori scelti, ci sono delle perplessità, no, perché comunque, il nostro sindaco di Roma è Roberto Gualtieri, che personalmente ritengo molto distante da un servizio al bene comune per varie, situazioni. Credo che la maggior parte di coloro che ci sentono lo condividono, anche perché viviamo Roma e vediamo cosa succede, oppure addirittura purtroppo è stato, dal mio punto di vista, è coinvolto un soggetto come Mario Monti nel momento appunto della riflessione. Però ecco, io questo lo dico per dovere di cronaca, mi dispiaccio, però il programma del Giubileo dei Governanti è molto interessante e soprattutto appunto innalza la politica a valori di servizio. Pier Vittorio, ti dico solamente i momenti più importanti perché chiaramente chi può partecipare o in persona oppure seguire inizia, diciamo, sabato 21 giugno con, un pellegrinaggio, insomma, diciamo il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro alle ore 11, poi la domenica c'è, l'Angelus a Piazza San Pietro con un settore riservato per i governanti. Ricordiamo che sono 184 gli stati con i quali la Santa Sede, intrattiene piene relazioni, quindi praticamente è molto ampio la platea di partecipanti, ma come è chiaro, molti amministratori locali, l'ANCI ha dato un riscontro positivo, saranno molti gli amministratori locali presenti in questo settore riservato e poi finirà domenica 22 giugno con la messa presieduta dal Papa Leone XIV nella sua basilica in quanto vescovo di Roma. Il momento poi anche dal punto di vista artistico e spirituale, se vogliamo, culminante di questo giubileo dei governanti è un concerto che si terrà appunto in San Pietro, che si intitola Armonie di Speranza, che avrà 7 musicisti internazionali. Anche in questo caso la Santa Sede in questi piccoli gesti si crea ponte, insomma, di pace, perché 2 di questi sono uno russo e uno ucraino. Poi abbiamo come Italia la partecipazione al concerto Armonia di Speranza che appunto coinvolge 7 musicisti e sarà a Piazza Pio XI appunto il 21 giugno alle 20:30. Ci sarà Beatrice Rana, no, che è una pianista diciamo salentina che è stata nella classifica di International Piano negli scorsi anni. Poi ci sarà lo svizzero Francesco Piemontesi e poi un jazzista che penso che più di uno conosca, insomma penso anche Giulio Cainarca che ama il jazz, si chiama Brad Meldau.
Ecco, volevi poi sapere qualche altra cosa in particolare, Pier Vittorio, oppure vado avanti, insomma? No, io intanto ti ringrazio per quello che ci hai detto anche di questa possibilità comunque, no, di artisti che vengono dalla Russia, dall'Ucraina, e ancora una volta che si conferma che poi alla fine la Santa Sede può offrire queste possibilità di mediazione, di incontro, e l'abbiamo visto, no, anche ti ricordi ai funerali proprio di Papa Francesco che cosa era accaduto lì alla Basilica di San Pietro e quanto poi si sia già impegnato lo stesso pontefice neoeletto Leone XIV, perché comunque c'è stato questo incontro poi con Vance, poi addirittura la telefonata con Putin, la disponibilità ad offrirsi, no, come mediatore. Sì, E Pier Vittorio, scusami, poi anche sì, così, diciamo, è indegna la discriminazione di artisti, di sportivi esatto. o di personaggi pubblici russi, perché debbono scontare, le responsabilità politiche, i crimini anche del proprio, diciamo così, tra virgolette, "capo di Stato", perché poi vediamo pure quanto è democratico. Anche in questo la Santa Sede si dimostra andare oltre queste Mh-mh. forme di ingiusta discriminazione, no? Esattamente. Ma ora io vengo perché credo che ci abbia raggiunto in collegamento telefonico, e mi scuso con l'attesa per l'attesa, anche ci abbia raggiunto Matteo De Sio, vero Matteo, ci senti? Esatto, esatto. Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie per avermi qui, Pier. Grazie, grazie mille Matteo. Ricordiamo appunto conduttore per Te la ridò io l'America il lunedì mattina. Matteo, con te stavamo appunto riflettendo su un fatto, prima lo anticipavo, la politica viene vista sempre come un affare sporco, però in realtà poi alla fine chi la vive, proprio degnamente con un certo ideale può addirittura raggiungere la santità. Ci stavamo chiedendo questo, quanti sono stati, no, i casi di grandi santi che hanno ricoperto incarichi pubblici, cariche elettive, sono stati anche governanti. Esatto, esatto. Noi, diciamo che la domanda che ci ponevamo, e che vorremmo poi porre al nostro, gradito ospite è quella di quali sono secondo lui i politici santi, come li definiti tu, che sono stati più rappresentativi, di Esatto, modo canonizzato. che si possa anche ritornare, ad avere non solo fiducia nella Santa Sede, ma anche nella politica, che è molto importante. Sì, grazie Matteo. Indubbiamente poi quello che conta di più sono le testimonianze delle persone in carne e ossa, no, perché poi le parole sono importanti, però quando uno le vive nella sua carne, no, e quindi, beh, sicuramente i grandi santi politici, i re, sono nel Medioevo cristiano, però, siamo nel XXI secolo e mi fa piacere magari citarti anche il caso del Baldovino del Belgio, no, che nel 1990 Si si ripete. è, dimesso, anche se per poco, però per non voler firmare quella legge sull'aborto che introduceva l'aborto nel Regno del Belgio. Ma indubbiamente, siccome parlavamo del giubileo dei governanti, il 22 giugno, appunto, il giorno in cui, finisce questa 2 giorni che ha voluto la Chiesa, insomma, per ricordare anche ai leader politici e a noi cittadini, un po' insomma di aiutarli, di stimolarli, della santificazione anche del lavoro, della politica, del servizio della politica, il 22 giugno è la festa liturgica di San Tommaso Moro, no, che come qualcuno insomma saprà, proprio durante il grande giubileo del 2000 è stato nominato insomma da Papa Giovanni Paolo II patrono dei politici e dei governanti. E quindi è chiaro qua, mentre noi diciamo così vediamo i politici come spesso delle persone che tendono a conseguire dei poteri, insomma, delle utilità personali. Pensate un po', San Tommaso Moro a 52 anni è diventato Lord Cancelliere del Regno d'Inghilterra e all'apice della carriera ha pagato con la vita, cioè nel senso che lì non è che c'era, diciamo, l'interdizione dei pubblici uffici, là si tagliava la testa, perché non ha voluto sottostare al primato della coscienza, che è questo appunto la via maestra, no, per la santificazione della politica, la verità prima di ogni cosa. Quindi non ha voluto in questo caso resistere al tiranno, perché in quel caso il re Enrico VIII voleva praticamente manipolare il Parlamento, manipolare l'assemblea del clero per fare cosa? E beh, insomma, quello che fanno un po' i Putin di oggi, cioè avere il potere unico e ai propri fini personali. È stato 15 mesi da premier, diciamo così, è passato da premier a Galeotto, 15 mesi nella Torre di Londra, quindi diciamo 41 bis, anche peggio,
E poi, visto che non ha voluto, nonostante padre di famiglia, avvocato, giudice, una personalità straordinaria, ha chinato la testa, e con le ultime parole: "Muoio come buon servo del re, ma anzitutto come servo di Dio", no, quindi come, fautore della verità anche nella sua missione di politico. Chiaro, chiarissimo, è una testimonianza altissima, proprio la testimonianza per eccellenza che è quella del martirio. Ma invece Giuseppe, con te poi volevo approfondire questo tema dell'immigrazione, che è un tema comunque che ricorre, no, nell'insegnamento del magistero della Chiesa. Perché? Perché se ne sono occupato tantissimo anche i papi precedenti, oltre che Papa Francesco, perché precedentemente con Giovanni Paolo II e Ratzinger, Benedetto XVI, si era affermato comunque il diritto degli stati a regolare l'immigrazione, comunque come preminente il diritto a non emigrare, a poter vivere in pace e prosperità, no, nella propria terra, e molti hanno visto in questo una differenza, comunque una dicotomia, una contraddizione con quanto ha ripetuto Papa Francesco nel suo pontificato a proposito dell'accoglienza, che sembrava illimitata, discriminata. Sul tema è tornato spesso anche il cardinale Robert Sarà, vi ricordate anche quell'intervista molto lunga sulla Verità a dicembre scorso, è tornato sul tema anche con il giornale. Ma allora com'è? Esistono dei magisteri diversi o ci sono sensibilità, magari sfumature, tra i vari pontefici, ecco, su questo tema? Guarda, io ti vorrei dire questo, che, la dottrina sociale della Chiesa è una dottrina realista, no, quindi e nella valutazione della realtà, ognuno ha, dietro di sé, ogni persona, ogni papa ha un retroterra culturale, storico, politico e ha anche dei consiglieri che possono essere più o meno diversi, no, perché non si può pensare che un pontefice sia un tuttologo e prenda personalmente ogni decisione, compresa quella sul tema globale che è quello dell'immigrazione. Quindi facendo proprio una sintesi al massimo per Vittorio, cioè qua il punto è la tensione tra il principio dell'accoglienza e il principio degli stati a regolare l'immigrazione, a cui poi si associa quello che tu hai citato, che è il principio a non emigrare. Però ti posso dire una cosa anche forse provocatoriamente, cioè il diritto a non emigrare deve essere anche visto in un concetto di realtà. Cioè è facile dire non emigrare a uno che, diciamo sta in un campo di concentramento, oppure sta in una condizione di guerra senza regole, oppure di bande, oppure di una situazione di insicurezza totale. Questo che cosa vuol dire? Che trasferiamo tutta l'Africa in Europa? Certo che no, perché il realismo ti detta lo stesso principio che non si può trasferire l'Africa in Europa. Tanto più che, senza voler demonizzare una religione che ha anche degli aspetti di nobiltà come l'Islam, abbiamo visto che però è una religione che non separando politica e religione si inserisce facendo un doppio stato con situazioni che la storia ci sta insegnando. Quindi c'è una diversità, tu dici, di magisteri. Allora, prima di tutto il Cardinal Sarà è un grande prelato, ma quasi tutti i vescovi africani la pensano come lui, perché vedono che le migliori energie, cioè allora migliori nel senso non è che vengono solo i migliori, vengono anche i criminali o però sicuramente sono i giovani la maggior parte. Di conseguenza, svuotando dei giovani, i paesi, come dice in quell'intervista che tu hai citato, il Cardinal Sarà sul giornale, si condanna all'estinzione in realtà una buona parte dei paesi africani. E dice il Cardinal Sarà giustamente, dice: "Non è addirittura un atto egoistico, considerare le migrazioni necessarie e indispensabili". Proprio addirittura lui dice: "È un favoreggiamento chi, teorizza una immigrazione di massa delle forze giovani dall'Africa all'Europa, all'America, eccetera, eccetera", perché alla fine si, favoreggia lo svuotamento, no, demografico e di futuro di queste nazioni. E quindi, per concludere, la diversità c'è, certo per i media c'è, perché quelli Giustificata. fanno una comparazione tra Bergoglio e Ratzinger, ma ogni papa non può che essere custode della dottrina sociale, della Chiesa. Quindi, praticamente la comparazione va fatta se non altro sui secoli. E quindi sicuramente Papa Bergoglio ha enfatizzato il principio dell'accoglienza, ma non ha trascurato anche quello degli stati a regolare l'immigrazione. Certo, quantitativamente la bilancia era molto più sul primo e i media di sinistra hanno super pompato questo, a volte anche stirando. Mentre Papa Ratzinger ha avuto un equilibrio tra i 2 principi, e quindi ma questo ha un senso solo giornalisticamente, no, perché comunque il compendio della dottrina sociale della Chiesa, il catechismo,
dicono È esattamente quello che in maniera un po' sbrigativa ho detto io, cioè non ci può essere un'ideologia dell'immigrazionismo, non ci può essere un'ideologia del nazionalismo. Si tratta solamente di interpretare la realtà, ma su base di informazioni però il più possibile, diciamo, realistiche e non politicamente corrette. Chiaro, chiarissimo. E allora veramente grazie Giuseppe, purtroppo ci scusiamo perché noi avremmo voluto parlare di tanti altri temi, no, di un principio caro a noi, quello dell'autonomia, del decentramento e quindi ricollegarci al principio della sussidiarietà, che comunque è anche uno dei principi cardine della dottrina sociale. Avremmo voluto riparlare tanto di pace, ma non possiamo. Allora dobbiamo chiudere, ma Matteo, affido a te la conclusione, veramente gli ultimissimi secondi, se ci puoi dare, no, l'anticipazione del "te la rido io l'America", visto che anche oggi abbiamo dovuto riparlare tanto di Trump, di Musk, insomma di questa faida, se hai delle novità che ci puoi anticipare per lunedì. Cercheremo anche di approfondire i motivi che hanno portato anche Musk a fare questa virata antitrampiana. Ovviamente è tutto anche dettato dalle difficoltà anche di portare avanti la sua azienda principe, tra virgolette, come Tesla, e vedremo in Te la rido io l'America anche se questo impatterà per SpaceX e per la sua collaborazione con la NASA. Esatto, e infatti ci stavamo chiedendo proprio questo, visto insomma l'interesse strategico che rivestono queste aziende. E allora, grazie ancora a Giuseppe Brienza, grazie ancora a Matteo Desio, grazie ancora a Sveva, paziente, anche oggi abbiamo sforato 9:32, grazie a tutti voi, ci scusiamo per i tanti messaggi non letti, per le chiamate che abbiamo perso, ci rifaremo però assolutamente. Intanto buona continuazione sempre qui su Radio Libertà con i programmi che ci saranno questa mattina, buon weekend e soprattutto a questo punto mi viene da parafrasare Star Wars, che l'autonomia sia con voi. Ciao a tutti, buona giornata. Va ora in onda la rassegna stampa. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Avete ascoltato la rassegna stampa.